Augusti G, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. In apertura non possiamo non occuparci della notizia del giorno che interessa l'intero paese, ovvero il discorso del Presidente della Repubblica che ha tenuto ieri sera, Mattarella, che ha tenuto ieri sera, in cui appunto dopo la serie di consultazioni ha annunciato la necessità di istituire un governo di alto profilo in questo periodo particolarmente difficile, totalmente critico a livello proprio di governo del paese. E poi si è saputo che avrebbe convocato Mario Draghi al Quirinale perché appunto possa ricostituire un governo, in attesa poi di capire se si andrà a votare o meno, se si tornerà alle urne o meno. Intanto in questo periodo ha dichiarato Mattarella, siamo davvero in emergenza, un'emergenza, ha parlato di emergenza sociale, di emergenza economica, di emergenza sanitaria. Ma sentiamo un estratto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili che ho ricordato. Emergenze non rinviabili, le abbiamo citate poco fa, emergenza economica, sociale e sanitaria. Abbiamo in collegamento Skype la nostra Valentina Visentin da Padova. Valentina, ricordiamo appunto l'annuncio che è stato dato della convocazione di Mario Draghi al Quirinale. Che novità ci sono da Padova? Come il mondo politico padovano ha preso questa notizia? In realtà qui da Padova c'è grande attesa anche perché la figura di Mario Draghi ha uno stretto legame con la città. Infatti il padre Carlo era padovano e anche se Mario Draghi è nato a Roma, il papà è nato qui a Padova e con questa città Mario Draghi ha avuto molti collegamenti anche dal punto di vista professionale perché nel 1976 è stato richiamato dall'MIT, quindi dagli Stati Uniti d'America, dall'Università del Massachusetts, per venire a insegnare macroeconomia proprio all'Università di Padova. E qui ha conosciuto molti tra i professori che oggi sono professori emeriti di economia e quindi anche questa sera nei nostri telegiornali avremo l'intervista di un professore, del professor Francesco Favotto, che ha lavorato con lui negli anni 70 e che poi ha voluto anche nei primi anni 2000 qui Mario Draghi per alcune conferenze all'interno dell'Università di Padova, che nel 2009 conferì sempre a Mario Draghi una laurea honoris causa in statistica. Qui a Padova Mario Draghi ha molti amici anche perché la moglie di Draghi è padovana, originaria di Noventa padovana, quindi c'è un stretto legame con la città che adesso guarda ovviamente con apprensione a questa nuova figura, un altro profilo politico come l'ha definito, istituzionale scusa, come l'ha definito il presidente Mattarella, che potrebbe avere nelle sue mani le sorti del nostro paese in questa fase delicata dell'emergenza sanitaria con appunto la partita dei vaccini e soprattutto con la sfida europea nell'ottenere i fondi del Recovery Fund. Quindi questa sera cercheremo di parlare proprio della figura di Mario Draghi e del suo stretto legame che ha avuto con questa città. Ascolta, tu parlavi, hai accennato adesso ai vaccini perché è partita proprio la chiamata agli ultraottantenni dall'ULSS 6 Euganea. Sì, da ieri e continuerà anche oggi è iniziato l'invio delle lettere per la classe 1941, ovvero chi quest'anno ha appena compiuto o sta per compiere 80 anni. Sono 7.500 le lettere inviate ieri e si concluderà l'operazione oggi agli ottantenni padovani che dovranno presentarsi ai vari punti di vaccinazione. Sono 6, lo ricordiamo, il Palazzetto dello Sport di Loreggia e di Cittadella per l'Alta Padovana, il Pala Junior Borgo Rossi di Piove di Sacco per la Saccisica, l'ex ospedale di Monselice e il chiostro degli Zoccoli per Este per la zona della Bassa Padovana e poi ovviamente il padiglione 6 della Fiera di Padova che copre il bacino più grande di utenza, ovvero quello della cintura urbana della città e delle terme. Quindi dicevamo 7.500 persone che dovranno essere vaccinate, si parte il 15 di febbraio, riceveranno questi anziani una lettera dell'USL 6 in cui è indicato
il giorno, l'orario e il luogo della vaccinazione. Poi a ridosso della giornata della vaccinazione riceveranno anche un nuovo contatto telefonico per confermare la presenza appunto all'appuntamento. Questo per quanto riguarda, insomma, si spera che inizino allora questa fase 2 della vaccinazione con appunto la somministrazione delle dosi alle categorie più fragili, ovvero partendo dagli ultra ottantenni. E tra l'altro, ecco, sì, Valentina, voglio ricordare, questa lettera è una telefonata, perché sappiamo benissimo che non tanto per il vaccino, ma in questo periodo di emergenza Covid, sono stati proprio gli anziani, le persone più fragili, che sono state vittime di truffe un po' in tutto il Veneto, un po' in tutta la regione. Di conseguenza vogliamo ricordare che sarà garantito, insomma, prima una lettera in cui viene comunicato tutto in maniera precisa e poi una telefonata. Di conseguenza non c'è pericolo che diventino vittime dell'ennesima truffa queste persone anziane. E poi il discorso del divieto del fumo. Sì, perché come vi avevamo raccontato nei mesi scorsi, il sindaco di Padova aveva firmato un'ordinanza che vietava il fumo all'aperto in certe zone e anche il distanziamento necessario per poter fumare. Questa ordinanza era scaduta il 15 gennaio. Sergio Giordani proprio in tarda serata di ieri ha rifirmato la nuova ordinanza, che sarà valida fino al 5 marzo prossimo, sostanzialmente è uguale alla prima, e si vieta il fumo alle fermate del trasporto pubblico vicino agli istituti scolastici, e c'è l'obbligo di distanziamento tra il fumatore e le altre persone di almeno 3 metri, ad eccezione appunto dei plateatici, dove invece il distanziamento è di 1 metro e quindi lì è consentito, si può fumare anche con un distanziamento di 1 metro. Bene, allora questo per quanto riguarda l'emergenza Covid. Sì. Poi c'è un'altra notizia che arriva invece dalla zona dei Colli Euganei, che è interessante, perché per la prima volta è stata confermata e segnalata la presenza di un lupo nel parco regionale dei Colli Euganei. Noi nei mesi scorsi avevamo raccontato di un cagnolino che era stato assalito e sbranato da una bestia feroce. Ebbene, il parco Colli ha posizionato delle fototrappole insieme ai carabinieri forestali e ha così individuato e documentato la presenza di un lupo proprio all'interno del parco regionale dei Colli, e questa è una delle prime volte che accade una cosa del genere. Sì, perché più che altro sui colli si parla sempre di cinghiali, c'era la presenza dei cinghiali, sì. Di conseguenza sì, vabbè, il lupo fa una certa impressione, quindi stasera si vedranno anche queste immagini, Valentina? Sì, assolutamente sì, mostreremo i video e poi avremo il racconto dei carabinieri forestali di come sono arrivati appunto all'individuazione di questo esemplare di lupo. Bene, grazie allora alla nostra Valentina Visentin da Padova, buon lavoro, buona continuazione Valentina, grazie. E noi ecco ci attacchiamo, continuiamo a parlare del discorso vaccini, perché il presidente del Veneto Luca Zaia ha lanciato l'idea di un progetto, il progetto Veneto Covid Free, come con l'acquisto in autonomia dei vaccini, ma sentiamo. Stiamo cercando in maniera veramente ossessiva un canale per riuscire a recuperare vaccini. Il Veneto si sta muovendo per cercare di acquistare vaccini autonomamente, lavorando ad un progetto Covid-free per comparti del sistema imprenditoriale della regione, dal turismo al commerciale delle aziende. L'annuncio è del presidente Zaia, comunicando la ricerca di un canale alternativo per riuscire a recuperare vaccini. Ci stiamo muovendo a 360 gradi anche per capire se sul mercato mai accadesse che trovassimo anche la possibilità di approvvigionamenti. Non penso sia un reato andare a comprarsi i vaccini, penso però che bisogna riuscire a trovarli. Vaccini che devono essere trovati nella legalità e nel rispetto delle regole. Io penso che in questa fase il Paese debba garantire a chi riesce a trovare vaccini di poterli comprare. Questa è la vera sfida di questo Paese, e di non trovarsi l'interlocutore che è la Corte dei Conti, la Procura o quant'altro. Io non sono convinto che sul mercato mondiale non ci siano vaccini a disposizione per il retail o per dei canali non istituzionali, e le nostre imprese hanno bisogno di quei vaccini. Il fattore tempo è fondamentale in questa fase per la salute delle persone, ma anche per l'economia. Sappiamo tutti che da qua ai prossimi 6 mesi ci saranno vaccini per tutti, il problema è averli prima. Altro grande tema fondamentale per la ripartenza è quello delle risorse. L'unica ancora di salvezza si chiama Recovery Fund. Sono 222 miliardi di euro che possono essere una grande opportunità
come un mega spreco. Noi dobbiamo aiutare le imprese con quei soldi e creare occupazione. Tutto il resto è divagazione sul tema. Intanto migliorano in Veneto i dati sull'andamento dell'epidemia, sia sul fronte dei contagi che su quello dei ricoveri, calati del 53% nelle rianimazioni e quasi dimezzati in area non critica, dati che spingono ad una riorganizzazione delle attività di ricovero che erano state sospese. Vediamo di fare una verifica se dalla settimana prossima possiamo riaprire per alcune attività che erano state rinviate o sospese, sia in ambito chirurgico che in ambito medico. Parlo di attività di ricovero. Ecco, abbiamo sentito questo progetto che è stato lanciato dal governatore Zaia, e tra l'altro poi avremo tutti gli aggiornamenti alle 12:30 come sempre con la puntuale conferenza stampa. Intanto c'è una breve pausa. Siamo nuovamente in diretta, crisi economica a causa Covid, ma intanto vedo che abbiamo in collegamento da Vicenza la nostra Gabriella Basso. Gabriella, buongiorno, ben ritrovata. C'è tanta cronaca da Vicenza oggi, a cominciare con un discorso, una brutta storia di profanazione di tombe. Sì, buongiorno a te Vanessa e telespettatori di Rete Vente. Come dicevi tu, c'è parecchia cronaca a Vicenza. Oggi partiamo proprio da questa vicenda che dice, questa profanazione di tombe che è successa in una frazione di Torre di Quartesolo a Marola, nel cimitero appunto locale. Stamattina l'allarme è stato dato da una signora che è andata normalmente a mettere i fiori sopra la tomba dei suoi cari e ha osservato che erano stati praticamente divelti, proprio tirati giù, scardinati i marmi di due loculi, di due tombe quindi, e tirate fuori addirittura le bare scoperchiate e probabilmente per cercare di trafugare eventuali preziosi all'interno. Si tratta di due tombe di persone di origine nomade, però residenti in zona e quindi molto tranquille, almeno quello che ci è stato detto, e le tombe sono già subito state ovviamente richiuse e rimesse e ricollocate al loro posto. Si tratta di due, un uomo e una donna, sono stati sepolti nel 2008 e nel 2005, quindi insomma siamo arrivati a una situazione veramente assurda di depredare addirittura le tombe. Sono cose che a volte succedono soprattutto quando riguardano soggetti, persone che sono nomadi, ci dicono, però effettivamente qua a Vicenza è una cosa nuova, ecco, che è accaduta. Sempre in tema di cronaca invece abbiamo l'arresto di un cittadino di origini nigeriane ma senza fissa dimora e che è stato trovato in auto con, pensate ben, complessivamente 42 ovuli, involucri termosaldati come al solito, che erano di eroina e di cocaina, e l'uomo appunto è stato arrestato. Un'altra storia singolare invece succede a Noventa Vicentina, dove ad ottobre un cittadino di origine indiana, un operaio, si è recato all'ospedale di Noventa dicendo che stava male, aveva mal di schiena, voleva essere visitato. Non essendo un codice rosso è rimasto in attesa, poi siamo in piena pandemia, quindi capite che ottobre è ancora un momento molto complicato anche per gli ospedali. Noventa Vicentina è un ospedale ovviamente dove venivano portate anche le persone che passavano dalla terapia intensiva o dalla pneumologia per superare la parte successiva appunto della terapia del Covid. Questo cittadino appunto di origini indiane a un certo punto ha perso la pazienza, ha dato in escandescenze, si è gettato a terra, ha urlato, ha insultato i medici, poi dopodiché ha preso e si è alzato. Bene, adesso è stato rintracciato ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Queste alcune delle notizie, mentre qui io sono, non lo vedete perché alle mie spalle avete Piazza Matteotti, sono i giardini, di fronte a me che c'è invece Palazzo Chiericati, dove in questo momento è in corso una conferenza stampa sapete che Palazzo Chiericati è soggetto in questo momento, proprio approfittando proprio anche delle chiusure dei musei,
è soggetta appunto a dei restauri e allora siamo per entrare per vedere di cosa si tratta. Bene, allora nel telegiornale di questa sera ci saranno tutti gli aggiornamenti relativi anche ai lavori di sistemazione e restauro di questi monumenti di Vicenza. Grazie intanto Gabriella e buona continuazione, buon lavoro. E noi continuiamo con il nostro telegiornale, accennavo prima al discorso della crisi economica causa pandemia, causa Covid, a soffrirne maggiormente sono le partite IVA. Partite IVA sul baratro, la crisi da Covid, la politica dei DPCM altalenanti e contraddittori, la mancanza di indennizi ha raso al suolo l'economia, ha spento le vetrine, ha serrato le saracinesche, ha messo in ginocchio i medio e piccoli imprenditori. Non c'è solo il tema di dare dei ristori a chi era in fascia rossa, no, dobbiamo andare a vedere cosa ha subito categoria per categoria, comparto per comparto, il mondo del commercio e del turismo. Secondo i dati della CGIA di Mestre, solo il 7% delle perdite sono state coperte tramite i ristori. È quindi necessario dare un sostegno e anche un segnale di aiuto per tutte queste categorie che comunque, al di là di aiuti, ristori, chiamiamoli come vogliamo, assistenzialismo, continuano a pagare tasse e tributi, non da ultimo il canone RAI, del quale non hanno usufruito per quasi tutto il 2020, gli albergatori ad esempio non ne hanno mai usufruito, eppure devono continuare a pagarlo. Oltre al danno anche la beffa, non ultima, la lotteria degli scontrini, che è una cosa ridicola, perché fatto passare un messaggio anti-evasione fiscale, in realtà è l'ennesima spesa che grava sulle partite IVA. Un registratore di cassa è stato cambiato per fare l'invio telematico, quindi 5, 6, 700, 1000 euro in funzione della categoria di registratori di cassa che devono avere, e in più adesso ancora soldi per adeguarlo a una lotteria degli scontrini. Cioè, se questo è aiutare le piccole e medie imprese che sono il motore dello Stato, il motore dell'economia nazionale, allora comincia ad avere qualche dubbio. Vicenza, come tutte le altre città italiane, porta i segni e le ferite di questa crisi che ha colpito tutti i settori, ma in particolare le partite IVA. Ed è per questo che oggi Fratelli d'Italia, con una mozione in Consiglio Comunale a Vicenza, chiede un fondo perduto per sostenere queste categorie escluse dai contributi. Noi dal coordinamento regionale estenderemo questo appello anche a tutte le altre amministrazioni dove siamo presenti, compresa la Regione, perché veramente si venga incontro a quelle attività che oggi soffrono e che hanno consentito a noi comuni, a noi amministrazioni di elargire il welfare agli altri cittadini gli anni scorsi. Cerchiamo di dare un ristoro a chi non ha mai avuto, non ha ammortizzatori sociali, non ha cassa integrazione. Un'istanza a favore delle partite IVA che viene subito accolta anche dal sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. È un sostegno, quello di Fratelli d'Italia, condivisibile assolutamente. Abbiamo già cominciato a sostenere anche le partite IVA, le nostre aziende, con una serie di misure a livello di imposte locali, e lavoreremo anche per dei contributi e per dare un sostegno efficace. E a soffrire in questo periodo sono anche i commercianti, ma ne parliamo dopo il break. Rieccoci in diretta, Focus TG. Dicevo poco prima del break l'appello che stanno lanciando tutti i commercianti in questo periodo difficile, messi letteralmente in ginocchio dalla pandemia a causa anche dei vari colori, delle varie fasce in cui viene posta la nostra regione. Ebbene, sentiamo allora com'è andata la protesta che si è tenuta nella zona del Padovano di Abano. Anche con la zona gialla i caffè storici di Piazza San Marco restano chiusi. La mancanza di turismo pesa troppo sull'economia lagunare e l'apertura dei confini comunali non basta. Per determinate località senza turismo non si sopravvive, come hanno testimoniato in tutta la loro disperazione alcuni commercianti di Abano Terme, che si sono radunati davanti alla Protezione Civile per chiedere aiuto al governatore Zaia. Noi abbiamo portato con questo gesto simbolico le chiavi dei nostri negozi, perché appunto in queste condizioni è impossibile lavorare, quindi tanto vale che le consegniamo alle istituzioni nella speranza che appunto vengano sensibilizzate. Questa pandemia ha comportato una crisi economica generalizzata, una perdita di fatturato di più dell'80%. Questo perché? Perché noi commercianti aponensi lavoriamo prevalentemente con il turismo. Nello specifico l'attività di Giulia è strettamente collegata a quella di lavorazione del vetro di Murano, altamente in crisi.
neanche il settore veneziano sta andando bene e quindi c'è il problema che anche io non riesco più ad offrire la qualità che il mio cliente si aspetta. Non riescono a lavorare e le fabbriche sono quasi tutte chiuse. Non ce la facciamo più economicamente a sostenere tutte le spese che ci sono imposte nonostante non ci siano introiti e incassi. Ad oggi i commercianti non hanno visto alcun ristoro, di qui la richiesta d'aiuto. Noi chiediamo un sostegno economico, un sostegno alle terme, anche una politica, diciamo, perché in questo momento noi non vediamo la luce fuori dal tunnel, non vediamo la soluzione di questa crisi. Chiediamo al Presidente di farsi interprete del problema di una delle principali mete termali in Europa, se non la principale, perché appunto si tratta di vita o di morte a questo punto per il nostro territorio. Un appello abbiamo sentito rivolto direttamente al Presidente Zaia e tra poco ricordo l'appuntamento quotidiano con la conferenza stampa, è già tutto allestito nella sede regionale della Protezione Civile. C'era una volta, inizia così ogni storia che si rispetti e inizia così anche la nuova rubrica di Rete Veneta che invita a cercare vecchie foto di famiglia che avete lasciato nei cassetti e inviarcele per poter raccontare come eravamo e come è cambiato il mondo in cui viviamo. C'era una volta una città animata da casoini, favari, stagnini, cordai, bottegai e artigiani di ogni genere, nella quale borghesi e popolani, preti e farmacisti, siori e militari incrociavano le proprie resistenze fra i portici e le piazze, le chiese e i palazzi. C'era una volta, dicevamo, e c'è ancora, nelle fotografie in bianco e nero o dai colori sbiaditi che ogni famiglia conserva gelosamente nei propri cassetti. Tutto un mondo prende vita dai vecchi negativi e da foto come quelle che state vedendo, scattate da Bassiano Zonta. Uomini e donne che ci raccontano quali erano i loro mestieri e come ci si vestiva. Allo stesso modo la città, la campagna, il monte ci parlano di loro, dicendoci che cosa c'era e che cosa non c'è più e cosa è arrivato di nuovo. Tradizioni, radici, cultura, identità racchiuse nello scatto di una fotocamera. Quel click è una macchina del tempo e per funzionare ha solo bisogno che le vecchie fotografie, le stampe e i ricordi escano dai cassetti e dagli armadi. Così, ancora una volta, quei volti, quelle botteghe e quelle case torneranno a parlarci di quel che eravamo e di quel che siamo oggi. Perché ogni storia inizia così. C'era una volta. E c'era una volta, appunto, è la nuova rubrica di Rete Veneta che è nata per raccogliere le foto custodite nei cassetti di tante famiglie ed è un modo per raccontare, abbiamo sentito anche dal servizio, quello che eravamo, quello che siamo oggi attraverso proprio questi tratti storici, vecchi ritratti, foto d'epoca. Potete inviare così il materiale che riuscite a ritrovare, magari per tanti sarà anche una sorpresa riscoprire alcune quello che si era, quello che erano i nostri nonni, i nostri genitori tanti anni fa. Potete inviare questo materiale all'indirizzo c'era una volta, lo state vedendo, lo state leggendo sui vostri schermi, @medianordest.it, oppure ci scrivete una mail per chiedere un contatto e per raccontarci un po' quello che avete trovato nei vostri cassetti e quello che volete ricordare, soprattutto perché magari ci sono anche tante memorie che vogliamo riproporre e che raccontano tutta una generazione. C'è una notizia di cronaca in attesa che arrivi il governatore Zaia, una notizia di cronaca che ci arriva da Bassano del Grappa.
I carabinieri ieri sera, erano circa le 19:30, sono stati per un servizio di controllo in Parco Ragazzi del 99 e nell'oscurità hanno notato un individuo che con fare sospetto s'aggirava appunto nel parco. Alla vista dei militari l'uomo ha cercato di scappare, di dileguarsi, però è stato fermato proprio dai carabinieri di Bassano. Vedevano che era nervoso, che stava cercando di nascondere qualcosa e infatti in tasca gli hanno trovato un involucro contenente della droga, nello specifico conteneva marijuana. È stato condotto in caserma per i vari controlli ed è risultato essere un cittadino di origine marocchina di 31 anni, domiciliato a Bassano e a suo carico è stato rilevato un rintraccio per esecuzione di un provvedimento restrittivo per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, in cui si trovava tra l'altro per reati commessi in passato contro la persona e contro il patrimonio. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Vicenza, al San Pio X, e inoltre è stato segnalato anche all'autorità competente come consumatore di sostanze stupefacenti. Di conseguenza, insomma, c'è questa notizia che è stata divulgata dai carabinieri della compagnia di Bassano. E intanto appunto si diceva, stiamo aspettando anche l'arrivo del governatore Zaia, eccolo che è appena arrivato, di conseguenza io vi lascio alla puntuale conferenza stampa. L'assessore Ranzarin e il dottor Mongillo quindi oggi vi dà, oltre alle informazioni che qualcuno aveva chiesto l'informazione che aveva chiesto al dottor Mongillo rispetto alle piattaforme, al nostro sistema informatico, in particolar modo oggi ci dà anche un aggiornamento sui vaccini, perché poi è l'uomo macchina che si occupa appunto dello smistamento dei vaccini e dell'arrivo, quindi è l'uomo che ha il magazzino in mente, quindi è in grado di darci al millesimo, diciamo, con una perfezione unica appunto lo stato dell'arte. Beh, intanto inizierei con gli auguri al signor Giuseppe Bassi, di 102 anni, li fa oggi, di Villanova di Campo San Piero. Giuseppe Bassi, 102 anni. Fra l'altro abbiamo veramente un assalto da parte di centenari che compiono gli anni, e c'è anche una bella storia che ne parleremo domani, di 3 centenari assieme, 2 gemelli e il marito di una dei 2 gemelli, per cui belle storie, fra l'altro di veneti che comunque nonostante l'età sono ancora autosufficienti e hanno i loro progetti di vita. Molecolari sono 3.779.065, i test rapidi sono 2.668.761. Nelle ultime 24 ore abbiamo rilevato 629 positivi. Così è la valutazione: 629 positivi su 39.047 tamponi, ci dà un'incidenza dell'1,61. Vorrei spendere 1,61, dopo magari ve lo faccio girare questo foglio. Vorrei spendere una parola sull'incidenza, nel senso che vi ricordo che la Regione Veneto, nonostante i detrattori, ha sempre avuto l'incidenza di gran lunga inferiore alla media nazionale. Abbiamo fatto ottobre con il 5% di incidenza, novembre e dicembre con l'8% di incidenza. Vi ricordo che novembre e dicembre il Paese Italia andava dal 14 al 17%, dipendeva dalle giornate. Oggi siamo all'1,61, penso che l'Italia sia forse a 6, 7, una roba del genere. Questo è il nostro dato, 1,61, che peraltro si conferma di giorno in giorno nei nostri calcoli. Numero di positivi dall'inizio del contagio sono 313.945. Questa dà un'idea della mole di lavoro che è stato fatto. Se ci pensate, abbiamo quasi 6 milioni di test fatti. Se tu fai test trovi positivi. C'è molte regioni in Italia che non sono in grado di esibire 313.000. Vi dico che questo è il paradosso della virtuosità, se ci pensate, no? Ne abbiamo tanti, a uno verrebbe da dire la regione con più positivi nella storia del coronavirus è il Veneto. No, è la regione che ha fatto più ricerca di positivi, quindi questo è un elemento di virtuosità, non di non positività.
E i positivi di oggi, avete visto anche rispetto a ieri, in altri 4.000 di meno, sono 30.360. Avendo poco ingresso di positivi quotidiano, abbiamo molte negativizzazioni, quindi il bilancio è inattivo per le negativizzazioni, 30.360. Vi ricordo che 10 giorni fa avevamo quasi 90.000 positivi. I ricoverati, com'era? Per un punto Martin Pesse la K, c'era scritto nella carta da gioco. Ci manca un ricoverato per essere a eguagliare il 31 marzo che aveva 2.068 ricoverati. Quindi vorrà dire che il bollettino di domani verosimilmente avrà numeri inferiori alla punta massima della prima fase. Prima fase, 31 marzo avevamo 2.068 ricoverati e 31 marzo, il 1° di aprile avevamo avuto la punta massima di terapia intensiva a 3,56. Oggi siamo a 2.068 ricoverati, 69 scusatemi, neanche a farlo apposta. Terapie intensive 211, considerate che le terapie intensive negativizzate, c'è il dato che troverete questa sera nel bollettino nazionale, è 168, perché noi qua ci mettiamo anche i positivi, meno 11, 1.858 l'area non critica, meno 48. È innegabile che la pressione ospedaliera sia in calo. Vi porterò i prossimi giorni le curve dell'infezione relativa ai carichi in ospedale, quindi all'area non critica e l'area critica, quindi alle terapie intensive. E vedete una curva che è inspiegabile rispetto alle altre curve che si vedono solitamente, che anche voi pubblicate a livello nazionale e internazionale. Vedo una curva con un'ascesa repentina e un crollo drastico. Anche qui, funziona o non funziona la zona? Io vi dico solo questo, che noi abbiamo iniziato le vere restrizioni dal 24 di dicembre. Il 24 dicembre l'Italia si è dotata di una misura natalizia che prevedeva le zone arancioni nei prefestivi, nei giorni feriali, e le zone rosse nei prefestivi. Quindi in 15 giorni, dal 24 dicembre al 6 di gennaio, noi abbiamo avuto più o meno una decina di giorni di rosso e i rimanenti dei 15, 5-6 giorni di arancione. Se voi vedete la nostra curva delle infezioni che ha toccato il picco a dicembre, fino al 31 dicembre noi siamo saliti, abbiamo passato le 400 terapie intensive, i 3.400 ricoverati. Dal 1 di gennaio la curva inizia a crollare, ma è inverosimile che l'impatto sulle terapie intensive che crollano il 1 di gennaio sia data da una restrizione che è avvenuta 6 giorni prima o 10 giorni prima, perché 24 dicembre e 1 di gennaio sono 7 giorni, quanti sono? Quindi capite che la curva ha fatto una vera inversione a condizioni inalterate. Che poi le restrizioni abbiano agevolato, questo non ve lo so dire, e non sto neanche escludendo che le restrizioni non servono, assolutamente, fondamentale perché sono delle regole. Però è innegabile che la nostra curva ha iniziato a calare dopo 7 giorni. E voi sapete, e lo capite, che un'infezione che si contrae prima di essere catapultata in un ricovero ospedaliero o in una terapia intensiva, peggio ancora, ne passano di giorni, passano settimane, perché si calcola 2-3 settimane, 2 settimane per l'area non critica e 3 settimane per la terapia intensiva. Noi già il 1 di gennaio avevamo le terapie intensive in crollo, cioè che andavano giù. Prego. No, perché avevamo un tasso di ospedalizzazione, giusta la domanda, cioè l'ingresso in ospedalizzazione ha invertito la tendenza, cioè aumentavano le dimissioni rispetto alle ospedalizzazioni, e questo è il vero tema, perché uno potrebbe dire calano perché ci sono i morti, invece il vero tema è che noi l'inversione l'abbiamo avuta nell'ospedalizzazione. Lo vedete proprio negli istogrammi, vedete che a un certo punto inizia a calare l'ospedalizzazione e quindi aumentano le dimissioni al netto delle mortalità. Il totale dei morti è 9.103 più 57, vi ricordo che questa è la parte finale purtroppo dell'infezione ed è quella che calerà per ultima, no? Prima i ricoveri in area non critica, poi le terapie intensive ed infine le mortalità. I dimessi sono 14.541, quindi dall'inizio della crisi noi abbiamo sostanzialmente dimesso, guariti 14.541 persone.
oltre poi a tutto il tema del domiciliare, sul quale ovviamente qua stiamo parlando dell'ospedaliere. Io avrei concluso come presentazione. Vi dico che a parte oggi l'esposizione, che in particolar modo ci tengo per il tema dei vaccini del dottor Mongillo, domani ci sarà il professor Baldo. Il professor Baldo porterà uno studio che è unico nel suo genere, ci tengo a sottolineare questo aspetto perché noi abbiamo voluto con forza, abbiamo finanziato, che è quello della circolazione del virus. E vedrete i dati domani che ci daranno uno spaccato dello stato dell'infezione nella popolazione del Veneto, che è uno spaccato che magari qualcuno non si aspetta. Dall'altro voglio anche ricordarvi che venerdì mattina ci sarà la dottoressa Russo che presenterà il nuovo piano di sanità pubblica relativo alle scuole. Perché sulle scuole, oltre a rinnovarvi l'informazione che io spero già da lunedì mattina si ritorni alla vecchia modalità, che è quella del se c'è un contagiato in una classe, quindi contagi primari, si provvede al tampone per tutti gli altri presenti in classe, ma non alla quarantena della classe, e quindi torniamo al vecchio ordinamento. Considerate che oggi lo possiamo fare perché la circolazione del virus, lo capirete domani, è molto bassa, quindi il rischio che il contagio secondario si palesi e ci sia un cluster scolastico, oggi possiamo dire, e questo giustifica anche il fatto, lo vedrete, magari lo chiederemo al professor Baldo, giustifica anche il fatto che aver procrastinato di un mese l'apertura delle scuole ci ha aiutato su questo fronte, è innegabile. Questo ci permetterà appunto di far questo. Però la dottoressa Russo venerdì vi darà tutto un piano di sanità pubblica innovativo, veramente vi invito a venerdì, perché venerdì avremo delle grosse novità sulle quali noi abbiamo già discusso da giorni, anche rispetto degli screening innovativi che andremo a fare coinvolgendo le scuole. Per quanto riguarda i cittadini, questa fra l'altro è la settimana dei mondiali di sci, che avranno inizio domenica, per un paio di settimane ci saranno i mondiali di sci. Saranno a porte chiuse. La raccomandazione che faccio ai cittadini è quella di essere assolutamente attenti ad ogni forma di assembramento. Ci sono una decina di giorni, mi sembra, di mondiali, e attenti ad ogni forma di assembramento, che è quello che ci preoccupa, perché il virus è vero che magari può circolare di meno rispetto a dicembre, ma c'è, il che vuol dire che se facessimo assembramenti di positivi faremmo ripartire l'innesco e quindi il problema. Ve lo dico perché ricordo a me stesso, e l'ho voluto dimostrare anche senza adottare ordinanze per gli spritz, per i bar, ricordo a me stesso che il tema del rapporto e della sfida da vincere tutti assieme è fondamentale, cioè il patto che dobbiamo stringere tra cittadini è alla base di tutto. Qualcuno di voi l'ha anche giustamente titolato questo aspetto, cioè bisogna che questa sfida adesso non sia più una sfida da zone, ma sia una sfida da cittadini. Vi ricordo che il passaggio di zona, noi abbiamo un RCONT che non prevede un passaggio ad altre zone, questo lo possiamo anche tranquillamente annunciare, e quindi immagino che venerdì sia e sarà confermato il colore della zona gialla. Però vi ricordo anche che il passaggio di zona è molto più repentino rispetto a prima, perché oggi si introduce il livello dello scenario che prima non pesava sul passaggio di zona. Quindi se tu hai un rischio moderato o alto, rischi di scattare in zona senza pur avendo un RCONT non compatibile col passaggio di zona. Questo è fondamentale da sapere, perché quindi siamo ancora più chiamati alla responsabilità proprio per questo. Ringrazio infine i ragazzi, perché i ritorni che abbiamo dai ragazzi delle scuole sono eccezionali, del rispetto delle regole, del fatto che a differenza di altre regioni il tema degli steward, il tema dei bis funziona, del fatto che il grande lavoro che stanno facendo i nostri 700.000 studenti, 240.000 dei quali delle superiori, ci pagherà sul fronte dell'infezione. Quindi penso che sia assolutamente doveroso riconoscere questo impegno. Noi adesso abbiamo 3 settimane in zona con il 50%, vi ricordo, questa è la prima settimana, poi avremo altre 2 settimane, dopodiché valuteremo che step adottare per incrementare, ovviamente, perché la visione è quella di portarli al 100%, anche se ricordo che il decreto prevede il massimo 75%. Però insomma ci sarà un'azione di avvicinamento
alle quote massime in accordo con l'Istituto Scolastico Regionale e con anche le aziende di trasporto, che mi sento di ringraziare perché al momento, insomma, e voi siete giusti testimoni, hanno dimostrato di aver avuto una gestione assolutamente efficiente. E sul fronte dei vaccini noi continuiamo ad andare avanti nella nostra azione di scouting, sia giuridica per capirne la sostenibilità che tecnica per capirne e di mercato per capire quale sia e se vi è una disponibilità di mercato. Confermiamo la nostra volontà di far di tutto affinché si possano vaccinare i veneti che vogliono vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Questa è la vera sfida. Resto convinto che un comparto, ne parlavo anche con il presidente Micheli di Federalberghi, ci siamo messaggiati ieri, piuttosto che con le nostre imprese, avere dei comparti produttivi covid free diventi sia un atu, no? Sia un plus importante dal punto di vista commerciale. Soprattutto pensate nel turismo, dove noi abbiamo il 66% dei turisti che sono stranieri. Allora all'Europa che ci mette in zona rossa noi rispondiamo con le vaccinazioni e con il fatto di tranquillizzare i nostri ospiti del fatto che noi vogliamo avviarci a questa certificazione. Aggiungo anche che completata, e ho visto le carte da Rigoli proprio domenica mattina del tema della validazione del tampone fai da te, adesso le carte verranno finalmente mandate a Roma. Vi ricordo che noi abbiamo voluto dar vita a uno studio multicentrico per serietà, quindi coinvolgendo Trento, Bolzano, il Friuli Venezia Giulia ed altre realtà, se non ricordo male anche dell'Emilia Romagna, proprio per testare in più centri questo fai da te. Rigoli mi ha anticipato che funziona, ovviamente con i limiti di un tampone che ha molte amplificazioni, sopra le 33 amplificazioni comincia a calare di sensibilità, ma voi sapete che ormai il mondo scientifico ha adottato come prerogativa che sopra un tot numero di amplificazioni di CT nella PCR si ritiene che vi sia. Qua devo dire che il dottor Rigoli è stato il primo a dirlo in assoluto, anche se molto criticato, poi ha avuto ragione, che vi ricordate quando diceva alla fine sopra tante amplificazioni si trovano pezzi di RNA, pezzi di virus, ma non si trova il virus e non si trova la virulenza. Oggi la letteratura scientifica ha confermato questo. Passare la parola per domande e poi al dottor Mongillo. Allora cominciamo, c'è in pole position Filippo Tosato, per favore dite nome, cognome e testata, grazie. Filippo Tosato del Mattino, buongiorno Presidente. Io ho una domanda da farle che riguarda la scuola e la prevenzione scolastica. Prima però vorrei tirarla un po' per la giacchetta su quello che è il tema del giorno, cioè il tema politico del giorno, la convocazione di Draghi da parte del Presidente della Repubblica. C'è preoccupazione, c'è confusione, è una crisi che sta mettendo a rischio molte iniziative importanti e molti fronti importanti. Dal suo punto di vista, quale dovrebbe essere l'atteggiamento della politica nei confronti di Draghi e quale potrebbe essere o dovrebbe essere l'atteggiamento del suo partito, della Lega? E ancora, dal suo punto di vista, c'è la possibilità in questo Parlamento di arrivare ad una maggioranza di governo sostenibile, credibile? Guarda Filippo, io dico questo, dico che intanto è fondamentale capire se il dottor Draghi accetterà l'incarico, se lo accetterà con riserva, e quindi è fondamentale intanto capire questo. Mi sembra che mentre noi siamo qui lui sia a colloquio col Capo dello Stato. Del fatto che lui rappresenti una figura di altissimo valore istituzionale con dei link a livello internazionale unici, penso che questo venga riconosciuto a livello planetario, no? È stato ex presidente della BCE, basterebbe partire da lì, andare in giù, in su, insomma. Però al di là di questo, penso che le parole del Capo dello Stato siano state assolutamente quasi anche una sorpresa, no? Se vogliamo anche in un certo qual modo
i rituali per noi cittadini che non avevamo mai sentito un discorso così preciso e puntuale. Se oggi siamo in queste condizioni lo dobbiamo a una maggioranza che ha trascinato un'agonia e soprattutto procrastinato questa agonia facendosi assistere a un teatrino che avremmo voluto, e ve lo dico non perché faccio parte di altra parte politica, perché tutti noi cittadini mi hanno detto ma se non c'è, punto, è inutile che andiamo avanti. E quindi noi abbiamo perso tempo utile che in un periodo come questo è tempo vitale, forse il termine azzeccato è vitale, no? Siamo in piena pandemia, abbiamo assistito, magari noi non ce ne rendiamo conto, ma è quasi un mese che va avanti sta storia, 2 mesi, insomma è tanto, cioè, e vuol dire andare avanti con la prima ridotta, no? Per chi si intende di macchine dei fuoristrada, si va avanti con la prima ridotta. Il Capo dello Stato ha detto che intravede come unica soluzione quella di un incarico a dottor Draghi. Lo sappiamo che costituzionalmente non è l'unica soluzione e la prova provata è che se il dottor Draghi non accetta oppure non trova una maggioranza per la fiducia, comunque non è l'unica soluzione, ci tocca o si va al voto. Questo è scritto nella Costituzione, il popolo è sempre sovrano. Dopodiché, come valutare questa azione? Io penso che sia fondamentale dire che ci sono 2 fasi. La fiducia, che non può prescindere dalla seconda fase, che è quella della progettualità. Ma questo spetta alla politica, no? Onestamente, che considerazioni posso esprimere io, che non so neanche cosa ha in mente il dottor Draghi? Ma nessuno lo può dire in questo momento, sarà lui a chiarire alla politica quali sono le sue visioni da qui a quando? Altro punto di domanda. Sarà un limbo fino all'elezione del Capo dello Stato? Sarà un limbo fino alla fine della legislatura? Che durata avrà questo governo? Allora, quindi c'è un tema di progettualità e un tema di durata, ma questi sono 2 temi che verranno chiariti nel confronto con la politica. Io mi fermo qui. Poi uno dice bisogna essere responsabili o responsabili, noi siamo sempre responsabili, ma la responsabilità deve essere nell'indole umana, ma non la follia di andare sul crinale di un burrone. E quindi tutto dipende da cosa dirà il dottor Draghi alle forze politiche. Nella fattispecie il nostro segretario immagino approfondirà. Non ho altro da aggiungere, perché sapete è difficile parlare di una roba che è in corso e probabilmente magari dice, non so, accetto o non accetto con riserva, non ho la più pallida idea. Però la progettualità è la base di tutto, Cioè da cambiare in bianco penso che non ci sia nessuno che la firma. Ecco, no, per carità. E penso che se il dottor Draghi si invertissero i ruoli, fosse al posto di uno che deve esprimere una valutazione, farebbe la stessa considerazione. Dottore o professore, io non so, è docente universitario? È stato sì, anche a professor Draghi. Anche a Padova e a Venezia. Ah sì, vero. Soltanto una puntualizzazione. Siccome ci sono forze politiche, ad esempio il Movimento 5 Stelle ha detto noi non lo voteremo perché noi vogliamo un governo politico, non voteremo mai un tecnico. Dal suo punto di vista, l'essere una figura di estrazione tecnica, non espressione della politica, è un limite oppure, come prima lei accennava, vediamo la progettualità, cioè vediamo le carte in tavola senza pregiudiziali? Ma guardate, io penso che noi non possiamo, le considerazioni vanno espresse a fronte di progettualità, punto. E spero che non siano collegate alle poltrone, perché sennò torniamo a cadere nell'oblio. Questa è una fase nella quale si devono valutare i progetti, punto. Dopodiché, se sarà convincente una progettualità, ci sarà qualcuno che si aggregherà, se no immagino che la situazione va a finire male. Prego. Grazie. L'altra domanda invece vado sintetico, riguarda proprio la scuola e la prevenzione. Prego.
lettera di un gruppo di genitori che hanno i figlioli alle elementari. Sì. Nella scuola dell'obbligo, in presenza di un positivo, la classe va in quarantena, ricordo. Da lunedì non più. Ah, ecco. No, l'ho detto prima, forse non mi sono spiegato bene. Non avevo colto questa Sì, perché avevo dato per scontato. Da lunedì si cambia, infatti viene la dottoressa Russo venerdì perché oggi il virus circola di meno. No, quindi... ecco, io non avevo colto. No, ma forse è colpa mia perché avevo dato per scontato. Va bene. Quindi venerdì avrete la dottoressa Russo che spiega il nuovo piano di sanità pubblica per la scuola. Va bene. Tesari Massa concentrata su Draghi. Ma so che anche nei suoi pensieri. Chi? Draghi. Ah. Magari, chi lo sa, potrebbe... Perché? Oh, non so, magari... Voi non siete giornalisti, siete fantasisti, che è un'altra roba. È per reagire a questo grigiore. Grazie. Prego. Si era prenotata Moscati, poi Nicolussi Moro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Presidente Moscati, Nuovo Terraglio. Volevo chiedergli tre cose. E la prima era che tempo fa ci aveva promesso anche di darci di nuovo nel bollettino i nuovi nati, poi non l'ha più fatto. No, sì, bisogna che ci ricordiamo. No, ma non vorrei, perché siccome invece sono passati... Nascono comunque, tranquilli. Sì, no, ma invece era perché... Non è che sono in attesa. Per avere una conferma, perché siccome sono venute fuori delle agenzie e degli articoli su un calo notevole... No, il Veneto cresce. Benissimo, e questo è già... Ne abbiamo sempre guardate più o meno un centinaio al giorno, dagli 80 ai 100 al giorno. Bene, ecco, allora lo aspettiamo. E poi lei mi ha preceduto prima nella domanda, volevo chiederle dei tamponi fai da te. Allora questi fanno parte un po' anche del progetto Covid Free che avete in mente, questi tamponi fai da te? Cioè se riusciamo ad accelerare... Allora, guardate, il vero tema è che se questo paese si decidesse, noi siamo stati i primi al mondo, parlo del Veneto, a parlare del fai da te e a farlo vedere, vi ricordate quella volta, no? Sì. Poi dopo una settimana sono arrivati gli Stati Uniti con il primo, poi e adesso in giro per il mondo, se voi andate in Belgio, andate in farmacia, vi comprate il fai da te, potete pagarlo oppure con la ricetta medica ve lo danno gratuitamente. Capite che se, per quanto possano essere magari non super sensibili ad altri CT, ma se ognuno di noi si facesse fai da te, vi faccio una domanda, quanti positivi avremmo trovato che non sapevano di essere positivi? E sapete che lo screening è come la rete da pesca, cioè più la maglia la stringi più tiri su pesce. Inutile stare qui a discutere che con l'amo puoi calibrare il diametro della lenza, quindi capisci già che pesce arriva, sì, però ne becchi uno di pesce. Noi abbiamo bisogno di una rete a strascico per fare pulizia nei territori. Quindi io sono convinto che il fai da te sia veramente un grande ausilio per lo screening, non per la diagnostica la si farà sempre con le modalità che sono previste per legge, ma lo screening è quello di ricercare, perché dietro ad ogni positivo trovato poi c'è un piano di sanità pubblica, l'isolamento, le quarantene eccetera. Quindi io immagino che se finalmente la sezione del Ministero della Salute dell'autosomministrazione si dice, no? Quella che si occupa di tutti i farmaci in autosomministrazione, che è giusto che sia così, per verificare che non siano pericolose le applicazioni, eccetera, dei dispositivi. Se vorrà autorizzarlo, capite che si apre un mondo, perché diciamolo fino in fondo, ormai tutte le multinazionali della diagnostica hanno ridotto il tampone e non è più nasofaringeo, ma fanno quello in fossa nasale perché la letteratura scientifica dice che l'antigene lo si trova in fossa nasale, senza andare giù in rinofaringe. Detto questo, il giorno che si dice fai da te autorizzato, tutti quei tamponi che oggi vengono utilizzati meno invasivi diventano fai da te, perché uno se li va a comprare se lo fa da solo. Capite? Vai al ristorante, diamo la tranquillità al ristoratore, agli avventori, gli impianti sportivi, il turismo, gli alberghi, cioè cambia il mondo. Ecco, grazie. E appunto, invece passando un attimo ai vaccini, abbiamo visto ieri un servizio bellissimo sul vaccino antipolio e il fatto che per esempio non fu registrato questo vaccino. Pertanto, essendo libero, noi adesso abbiamo questo grossissimo problema, però non viene anche detto, non è stato detto però nel servizio che inizialmente era a pagamento, cioè se lo potevano permettere alcuni.
la domanda è questa: non è meglio la strada, visto che si stanno cercando dei piani B sui vaccini, quello della liberalizzazione dei vaccini, che a un certo punto, se le persone, al di là delle fasce che devono essere vaccinate eccetera, avessero la possibilità di acquistarlo, probabilmente si accelererebbe notevolmente. Però questo è l'ente regolatore, considerate che siamo in una fase nella quale non ce ne sono per tutti, questo è innegabile. L'ente regolatore, prima EMA e poi AIFA per quanto riguarda gli europei e quindi gli italiani con AIFA, hanno dato queste autorizzazioni. Dopodiché, quando parliamo del vaccino per il polio, stiamo parlando di un momento storico nel quale, insomma, diciamo, chi decideva, appunto. Cioè, io ricordo che da bimbo, non sono di quegli anni, ma ricordo, e molti di voi lo ricorderanno, cioè, i piani di sanità pubblica nelle scuole prevedevano che entravano, vaccinavano, facevano profilassi senza tanto avere il consenso informato e altre robe. Oggi non è più così, quindi è cambiato il mondo. Ogni tanto c'è qualcuno che cita i grandi della storia italiana, che hanno fatto grandi robe, non so, Mattei, ha fatto Leni, tutte queste robe, o le bonifiche, queste robe. Ma cioè, questi non avevano i comitati, non avevano la legge sui lavori pubblici, non avevano nulla, non avevano neanche il telefono, per cui fate un po' voi, no? Cioè, capite che è cambiato il mondo, quindi non vorrei che si citassero sempre questi elementi del passato come elementi di virtuosità. Oggi noi abbiamo un controllo e diamo delle garanzie ai cittadini che una volta non si davano. Sì, ma in questo momento particolare dove vediamo che andiamo a pescare un pochino all'indietro per avere delle soluzioni certe volte che magari all'epoca sono state... Sì, però oggi non è possibile, cioè, viste le quantità è impossibile pensare a una vendita a un retail, come si dice, no? Una vendita al singolo cittadino. Accadrà fra 6 mesi e quando arriverà, che so, Johnson & Johnson, si sbloccherà la situazione, ma è inevitabile che poi noi andremo a comprarcelo in farmacia, perché diventerà un vaccino da richiamo annuale come si fa l'antinfluenzale, probabilmente sparirà, o non so, dico, i virus, cioè sparirà l'antinfluenzale, faranno un combinato, non so, o i cittadini sceglieranno di fare l'anti-covid e non l'antinfluenzale, non ve lo so dire, pneumococco e il covid, non lo so, ma ovvio che cambierà l'approccio. Grazie. Michela Nicolussi Moro. Allora, buongiorno. Buongiorno. Dunque, allora, a me dispiace adesso scendere dalle alte sfere per andare nella tecnica di tutti i giorni, però ho bisogno di ricapitolare un attimo anche per far capire alla gente. Allora, vorrei capire 2 cose tecniche rapidissime sullo studio che ha condotto Rigoli sul test fai da te. Volevo capire su quanti pazienti, quanti sono stati non te lo so dire. in quali regioni, la documentazione a Roma quando è arrivata. No, la deve mandare. E l'iter prevede quanto tempo di... Non lo so, dobbiamo chiedere al dottor Rigoli, lui mi ha fatto vedere. Mi piacerebbe sapere questo. Possiamo farlo anche un comunicato oggi. Sì. Vorrei capire, ecco, su quanti pazienti è stato somministrato volentieri da te, i risultati. Sì, anche perché è chiuso ormai. E le regioni, ecco. Mi diceva addirittura che sono alcune realtà ancora in corso, per cui vi darà lì il fatto e quello che è ancora in corso. Appunto questo. E poi volevo capire a livello ministeriale se verrà somministrato a quali settori, ad AIFA, al Ministero, insomma, volevo capire un attimo anche per i tempi perché la gente ci chiede molto. Sì, poi la seconda cosa è questa, dal punto di vista invece della vaccinazione, purtroppo come tutti e come anche voi, noi stiamo continuando a dare dei messaggi e contromessaggi alla gente per cui c'è una grande confusione e non si capisce niente. Allora, vogliamo dire per cortesia adesso chi state chiamando, chi state vaccinando, a chi tocca, se tocca agli over 80, se tocca ai 75 anni, se parte subito la vaccinazione parallela dai 18 ai 55 con AstraZeneca e su chi? Sulle forze dell'ordine, sui tassisti, sugli insegnanti, perché almeno facciamo uno schema ordinato. Grazie. C'è l'assessore e dopo c'è anche il dottor Mongillo che così poi completa quando interverrà lui. Grazie, se possiamo... Allora, noi stiamo completando la famosa prima fase e dovrebbe essere quasi completata, sono noi i numeri, poi eventualmente quella dei sanitari della RSA. Oggi e anche domani, adesso avevo notizia che tipo Treviso, quindi USL Trevigiana, USL Polesana stanno spedendo le lettere alla Corte del 41, quindi inizia già oggi. La Pedemontana domani, insomma, quindi in questi giorni stanno partendo le lettere
per il 15, si inizia il 15, lunedì 15 febbraio. Quindi stanno partendo le lettere tra oggi, domani, dopodomani, qualcuna, come dicevo, la sta già inviando oggi, corte del 41, partenza dal 15 di febbraio. Per quanto riguarda AstraZeneca invece non abbiamo ancora il calendario perché non sappiamo esattamente quando ci arriva, dal 15 al 20 febbraio più o meno potrebbe arrivarci. Stiamo preparando però appunto l'elenco dei servizi essenziali e non abbiamo ancora un ordine di priorità. La prevenzione ci sta ragionando, anche interloquendo con il livello nazionale. Invece, mi scusi Assessore, i 75enni? I 75enni arriveranno dopo che noi avremo concluso tutte le corti degli over 80, quindi poi inizieremo con quelli. Ah, ecco, quindi non è più la chiamata non è più parallela. in contemporanea, ecco, diciamo, rispetto alla prima, il primo diciamo, piano che la dottoressa Russo aveva presentato qui, questo perché a causa della mancanza o comunque del fatto che i vaccini sono limitati, del fatto che il piano nazionale comunque ci fa partire con gli over 80 e quindi seguiamo quelle che sono le indicazioni nazionali. Perfetto. L'ultima cosa, Presidente, chiedo a lei. Ho capito che anche in virtù purtroppo della carenza dei vaccini, ma anche per stroncare altre iniziative furbesche come sono state segnalate purtroppo in alcune regioni in cui i vaccini sono stati misteriosamente somministrati a chi non ne aveva diritto, nell'ultimo confronto Stato-Regioni voi avete chiesto, mi pare anche il Veneto, ma mi corregga se sbaglio, che adesso i vaccini vengano distribuiti tra le regioni non più in base alla popolazione ma in base alla classe di priorità. Ecco. Volevo capire allora se siccome oggi alle 5:30 avrete la nuova videoconferenza, volevo capire se questa richiesta è passata e se è passata la sua richiesta, Presidente, di cercare dei centri satellite di produzione in Italia, perché Pfizer ne ha uno in Sicilia, AstraZeneca ne ha uno ad Anagni, potrebbero essere utilizzati anche questi. Allora, rispetto ai centri non c'è oggi interesse, da quello che sappiamo noi anche da alcune interlocuzioni non c'è particolare interesse ad avere delle business unit produttive in questi territori. Però al di là di questo dico che oggi noi avremo, è vero, la riunione di 5:30, però altrettanto vero che avremo alle 4, scusate, è vero che alle 4:30 e alle 16:30 avremo la riunione tra regioni. Ovvio è che la questione che è stata posta è una questione anche come si può dire, etica, di civiltà, cioè, se si tratta di vaccinare gli ultra ottantenni andiamo a vedere quali sono gli ultra ottantenni in percentuale in ogni regione. Dopodiché capisco che ci siano poi anche altri approcci, troveremo una soluzione. Di certo io ho chiesto una cosa nell'ultima riunione, che i target fissati e le modalità, le priorità siano sanciti dalla comunità scientifica. Di certo che non possiamo metterci noi lì a stare lì a fare la spartizione dei pani e dei pesci con i vaccini, cioè non esiste, io non mi metterò mai a fare sta robe. Adesso avremo una riunione tra colleghi, vedremo di capire se è passata questa linea, dopo in totale serenità, insomma non è che uno deve portarsi a casa i vaccini per sprecarli, cioè Veneto non vuole un vaccino in più rispetto al target di ottantenni che ha, per capirci, cioè non gli vogliamo togliere un altro ottantenne in giro per l'Italia, questo a me sembra una roba che c'è di un'utilità unica. Ecco, il vero tema è un altro, l'appropriatezza nelle vaccinazioni, perché quando si vede che a livello nazionale c'è il 14% di inoculazioni non appropriate, cioè vuol dire vaccini fatti a un target, per carità, poi ci saranno molte giustificazioni all'interno, di 14% dei vaccini fatti in Italia è stato fatto a gente che non aveva titolo di avere il vaccino. Cioè se è vero e se è confermato fino in fondo sto dato è inquietante, perché io capisco che non si riesce a controllare il millesimo, l'ultimo furbo che se riesce a infilare la moglie, il figlio, e vabbè, è un reato perché io lo considero tale, però vabbè. Avete visto in Sicilia cosa è accaduto, no? Hanno dovuto sospendere anche dei direttori, però 14% è tanto, è veramente tanto. Per cui, considerando che noi non abbiamo questo problema, vuol dire che c'è qualche regione che ha spinto tanto.
Prego. Se Michela ha finito, si è prenotata Alda Vanzani. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Un attimo sui vaccini, cioè il 14% invece il Veneto a 0? Veneto al 9%, 8-9%, ma però abbiamo giustificazione, nel senso tu trovi 18 anni vaccinato e poi vedi che è un os che lavorava in ospedale, no? Oppure abbiamo dei target che tu identifichi per età, ma poi riesci anche a capire che magari non dipende da una cooperativa o altro. Noi comunque continuiamo sempre a farli questi controlli, poi ve ne parlerà anche il dottor Mongillo. Sono inappropriati o appropriati? Appropriati, però possono essere letti in maniera distorta, ve lo dico per prudenza, da qualcuno che può dire ma 9% come fanno ad avere dei 18enni vaccinati? È la roba che ho detto anch'io quando l'ho vista, ho detto 20enni, ma dove c'è chi? E poi si è visto che sono dipendenti veri e propri magari della sanità, giustamente, no? Presidente, c'è un dato che comunque balza agli occhi chiaramente. Stiamo parlando di vaccini, di programmazione, poi il punto è che se i vaccini non arrivano non si programma niente. Ma se per caso arrivasse AstraZeneca tra il 15 e il 20 febbraio, c'è un piano che dica dove si va, chi ci va, come viene convocato? Ci saranno le primule, ci saranno gli ospedali. Ci parla il dottor Mongillo di questo? Faremo qualche altro fiore, ma li facciamo. Va bene. No, nel senso che poi il dottor Mongillo è l'uomo macchina, cioè lui che governa tutta sta parte, per cui oggi si tiene... Chiederemo a lui. Invece una curiosità per quanto riguarda la vicenda politica, lei cosa pensa di Matteo Renzi? Secondo lei è stato spregiudicato oppure è il vero politico che ha vinto questa partita mettendo in minoranza il centro-sinistra? Parlare di vittoria in una situazione come questa del popolo, cioè, non la ritengo neanche una soddisfazione da poco. Penso che sia stata una manovra improvvida, no? Adesso non spetta a me a esprimere giudizi, però l'unica cosa che noi cittadini in questo momento non volevamo erano i casini. E lo dice uno che no, cioè, io devo prendere atto che se siamo arrivati a questi livelli è perché hanno fatto casino quelli che ci governavano, cioè non è che ci sono alternative. Dopodiché la mossa è stata improvvida, se il punto di caduta era quello di sfasciare tutto, diciamo che gli va dato 10 e lode perché ci è riuscito. È che di mezzo ci sono un sacco di problemi sociali. Ok, io Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Scusi, una Buongiorno. domanda riallacciandomi a quanto appena detto. Allora, dal momento che siamo in piena pandemia, abbiamo vissuto un anno infernale, secondo lei non sarebbe stato il caso di effettuare delle manovre eccezionali a livello di governo e impedire che si scatenasse tutto questo caos? Però una maggioranza vive in virtù degli accordi che ha al suo interno, delle intese, delle progettualità, si spera, no? Uno dice condividiamo questo percorso assieme per questi progetti. Oggettivamente questo andamento un po' agonizzante era in corso da un bel po', dopodiché c'è stata questa mossa di Renzi che ha accelerato, è stato un po' un attivatore di quello che poi si è trasformato in un precipizio. Appunto, noi ne prendiamo atto, che sia chiaro ai cittadini che se c'è oggi questa situazione è in virtù delle liti che hanno fatto. Se c'è il rischio di andare a votare o se si va a votare, perché di certo non è l'opposizione che decide se si va a votare, la maggioranza che dimostra aver più i numeri. E dopodiché di mezzo c'è un capo dello Stato che deve essere rispettato, appunto. Cioè, il capo dello Stato è garante della Costituzione, ha fatto una scelta, adesso vedremo che corso avrà. Però sapete, io ne parlo anche un po' in punta di piedi, non perché voglio avere posizioni diciamo defilate, perché poi oggettivamente è difficile commentare fatti che non mi vedono coinvolto direttamente, perché io non partecipo a riunioni, a niente, cioè io non ho mai partecipato a una riunione, che sia chiaro, di nessun tipo. Seguo il Veneto e mi è più che sufficiente. Sì, qualora Draghi accettasse, secondo lei tutto questo quanto penalizzerà la gestione della pandemia e dei prossimi mesi? Non ve lo so dire, cioè nel senso che è impossibile dire questo, anche perché Draghi si accetterà e si avrà
una progettualità, immagino ce l'avrà anche per la sanità, no? Ce l'avrà anche per il Covid, ce l'avrà per tutte le misure di sanità pubblica, avrà un'idea, no? Cioè, chi è che può pensare di prendere in mano un paese e pensare che il tema del Covid sia una roba che vive di luce propria? È impossibile. Grazie. Prego. C'è un altro collega prenotato, prego. Stefano Pitarello, Telepadova, Sategolo. Buongiorno. Proprio legato a questo, cioè l'alto profilo che ha descritto il Presidente Mattarella andrebbe per dei tecnici che quindi andrebbero a seguire direttamente le materie. Lei come vede questo punto di vista di tecnici che si sostituiscono, diciamo, a quello che c'è stato finora? Ecco. Ma lo so, guardate, questo paese ha provato tutte le stagioni, dei tecnici, dei mezzi tecnici, dei politici, dei mezzi politici, ha provato di tutto. È come quando si dice ma ci vuole il piglio imprenditoriale, ma voi avete mai visto quanti imprenditori ci sono in Parlamento? Cioè, quindi direi che sono gli uomini poi che fanno la differenza, no? In positivo e negativo. Abbiamo già avuto un'esperienza col governo Monti, no? Ha nominato i tecnici, ci sono stati alcuni bravissimi, altri che c'era meglio dimenticarseli, anzi ce li siamo già dimenticati. Per cui, capite, io penso che le fasi siano chiare, capire cosa vuole fare il professor Draghi, capire che confronto avrà con le forze politiche, perché dalle quali non può prescindere perché servono i voti per il Parlamento, e il confronto immagino avverrà sulla base di progettualità. Punto. Mi fermo qui. Per quanto riguarda il mio movimento, cioè la mia forza politica, abbiamo un segretario che è Salvini, sarà lui poi a fare gli incontri e a decidere. Io, se non avete altro... No, c'è un altro collega che è... Prego avvicinarsi a un microfono in modo che tutti possano sentire. Marco Lacava, Radio Wellness. Buongiorno Presidente, buongiorno. Io tornerei sul tema delle mutazioni. Sì. Sembra che la variante inglese si stia facendo un po' più aggressiva. Risulta anche in Veneto, e se in Veneto sono sempre 8 le mutazioni in circolazione, sono aumentate o diminuite? Grazie. No, grazie per la domanda. Noi stiamo continuando a sequenziare, quindi vuol dire che stiamo continuando a prelevare, ad esempio annuncio che la famiglia di Mestre, abbiamo fatto la sequenziazione, mi è stato anticipato che non è variante inglese, non è... Sì. Vabbè, che poi è una triste vicenda. Noi confermiamo le 8 mutazioni, 3 sono rappresentate dall'inglese e 2 mutazioni, allora una l'inglese, 2 mutazioni solo e tipicamente venete, sulle quali c'è un grande punto di domanda. Solo e tipicamente venete vuol dire che nel database nazionale non c'è traccia, e poi 5 che sono nel database nazionale e circolanti in Europa. Allora, prima considerazione, l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto una circolare sulle varianti, chiedendo assolutamente di essere molto più performanti nel sequenziare, nel caricare i dati, in modo tale che ci sia una condivisione, e anche ovviamente di farne un parallelismo con la sintomatologia clinica. Cioè, tu hai la variante inglese, è vero che dà altri sintomi oppure è sempre lo stesso? Non so, quest'estate avevamo una mutazione che dava tutti asintomatici. Si è esordita in estate e si è spenta in estate. La mutazione, lo ripeto all'infinito, di marzo non c'è più in Veneto. La seconda fase non ha avuto mutazioni di marzo. Questo ci dice l'Istituto Zooprofilattico che ha fatto le sequenziazioni. Peraltro noi stiamo irrobustendo tutta la rete di microbiologia del Veneto per fare anche autonomamente tutte le sequenziazioni anche nei diversi hub. Voi capite che una volta fare la sequenziazione era un lavoro di fino, ma come fare il tampone era un lavoro di fino. Oggi vedete che ormai sappiamo tutti che cos'è un tampone, no? E così anche per le sequenziazioni diventa più rutinario rispetto a una volta. Dico che nonostante qualche esperto di tutto abbia detto che sparavo minchiate rispetto all'inglese eccetera, poi la letteratura scientifica mi ha dato ragione, nel senso che avendo io letto quello che stava accadendo a Londra e i primi report scientifici, ne viene fuori chiaramente che l'alta contagiosità è chiara. In Veneto è arrivata? Beh, sicuramente in Veneto si è preso un'infezione che è inspiegabile. Allora, se qualcuno la voleva descrivere per finalità politiche o sputtanative, come si dice, no, a dicembre come una roba che era data da incuria, da malagestio, oggi è certificato che il Veneto ha avuto un livello di infezione e una curva di infezione
che non è riconducibile al fatto di aver avuto l'ambulanza pronta o la terapia intensiva che funzionasse, è relativa a un andamento, diciamo, della curva del contagio, della curva dell'infezione, che è anomalo. Lo diceva anche il dottor Flori ieri, se non ricordo male, se c'è qualcuno che ha una risposta ce la dia, no? Visto e considerato che io stesso, parlando dell'Istituto Superiore della Sanità, dico effettivamente, cioè vedere una curva che va su così e va giù in perpendicolare non è una roba normale, no? Quindi noi siamo molto preoccupati delle mutazioni, che sia chiaro, e la battaglia non è finita. Guardate che la Gran Bretagna è ancora in ginocchio. Probabilmente noi siamo stati anche molto agevolati dal fatto che non siamo un'area metropolitana. Noi non abbiamo le grandi città, non abbiamo le metropolitane, non abbiamo tutti quei luoghi di grande aggregazione che sono tipiche delle città metropolitane. Pensate all'Interland milanese piuttosto che altre realtà, a Londra per dire, no? Noi fortunatamente abbiamo questo, diciamo, territorio diffuso. Questo un po' ci ha aiutato e questo è innegabile, no? Cioè, è innegabile, perché dove i rapporti si affievoliscono e l'occasione di assembramenti si affievolisce, tu hai un vantaggio sul virus. Io passerei la parola al dottor Mongillo e vi devo anche salutare per la videoconferenza che mi inizia sopra, quindi sarò sopra. Grazie dottore, prego. Buongiorno. Grazie Presidente. Michele, buongiorno. Scusate. Buongiorno a tutti, Michele Mongillo, sì. Per me è un debutto qua, ma è come se ci fossi sempre stato fin dalla prima conferenza stampa. Sì, io sono un medico di sanità pubblica dal giugno del 2020 e sono responsabile dell'unità organizzativa Prevenzione e Sanità Pubblica, che è una unità organizzativa nelle quali si articola la struttura più ampia e più complessa diretta dalla dottoressa Russo, che è la direzione prevenzione, anzi col termine più esteso e corretto che mai viene citato è direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria. Io in particolare dirigo una sottounità di questa struttura più ampia da giugno dell'anno scorso, del 2020. E sono qui oggi per intanto dare un doveroso aggiornamento su quello che è lo stato dell'arte della campagna di vaccinazione anti-Covid. Quindi io partirei da qualche numero, come ha chiesto il Presidente. Sono numeri estratti pochi minuti prima di entrare in questa stanza, perché sono aggiornati a oggi alle 12. Quindi noi ad oggi alle 12 abbiamo somministrato in totale di dosi numero 190.163. Ovviamente indistinte tra Pfizer e Moderna, questo è il numero totale, ma sappiamo che la stragrande maggioranza è vaccino Pfizer, come abbiamo anche nel bollettino che pubblichiamo ogni sera è dettagliato. E il totale di persone vaccinate ad oggi, dove per persone vaccinate intendo le persone che hanno completato l'intero ciclo di vaccinazione previsto, quindi con la prima e la seconda dose, è 76.015. È un dato aggiornato alle 12 di oggi, anche questo. Colgo l'occasione per fare una panoramica anche su quelle che sono le previsioni di consegna di vaccino dei prossimi giorni. Allora, tutto quello che sto per dire vale ovviamente fino al 28 febbraio, perché noi abbiamo una previsione, sperando che sia confermata, che per Pfizer e Moderna arriva fino al 28 febbraio e noi avremo, a partire dalla settimana prossima, quindi dall'8 febbraio al 15 al 22, avremo circa un totale di 52.000 dosi la prima settimana, 50.300 la seconda, per poi salire a 91.380 dosi totali tra Pfizer e Moderna entro febbraio. Scusi, può ripetere l'ultima? L'ultima settimana di febbraio arriveranno 91.380 dosi tra Pfizer e Moderna. Quindi, per fare chiarezza, fino a dall'inizio della campagna, che ricordo è cominciata anche a livello simbolico europeo il 27 dicembre, al 28 febbraio, le dosi previste totali di Pfizer saranno 402.360. Solo Pfizer, di cui già nei nostri frigoriferi 258.450, sono quelle già consegnate ad oggi. Quelle previste per il vaccino Moderna, parlo sempre fino a febbraio perché dal 1 marzo in poi è una grande incognita, ancora non sappiamo né quantitativi né tempi di spedizione. Per Moderna
sul totale previsto di 63.900 ne sono state attualmente consegnate 13.002. Questo è un dato che è già aggiornato alla riduzione al ribasso che è prevista per la settimana prossima e annunciata negli scorsi giorni dal commissario per l'emergenza, che ha anticipato che Moderna, come è successo per Pfizer nel 18 maggio, quello che ha comportato un rallentamento della campagna, per la settimana prossima avrà una lieve flessione sulle consegne per l'Italia, flessione che verrà compensata con quello che verrà consegnato a marzo. Questo è solamente valido per Pfizer e Moderna. Tutto quello che è AstraZeneca sappiamo che dovrebbe arrivare da qui al primo trimestre, quindi entro il 31 marzo, in 3 consegne, a metà febbraio, il 1 marzo e a metà marzo, per un totale previsto, ma è un dato che va verificato, di circa 260-270 mila dosi. Questo è solo per fare lo spaccato di quello che è la gestione di una macchina complessa, come diceva il Presidente, che è dietro, al di là di tutti gli algoritmi e i sistemi, a delle persone e che è gestita quotidianamente da tutti i soggetti che a qualunque titolo ci lavorano. Penso da chi gestisce impeccabilmente le farmacie ospedaliere, che approvvigionano di vaccini, a chi li somministra, che organizza la campagna. Finisco con i numeri per dare uno spaccato anche delle fasce di età, visto che se ne è parlato. Attualmente noi abbiamo somministrato, qua non parlo, attenzione, di persone che hanno completato il vaccino, non parlo di percentuali di copertura di popolazione, parlo di percentuale sul totale delle vaccinazioni fatte destinate a queste fasce di età. Per esempio, noi abbiamo, e mi piace sottolineare questo aspetto che evidenzia una maggiore attenzione per le fasce più fragili, le fasce di età più estreme, rispetto al dato italiano, e noi abbiamo una quota rilevante di dosi somministrate a persone dai 70 anni in poi. Quindi il totale delle dosi che noi abbiamo somministrato, per il 16% circa, il 15,7 per la precisione, è stato somministrato a queste fasce di età, a fronte di una percentuale nazionale che è di poco superiore all'11%. Quindi questo dimostra forse un'attenzione a quelle che sono le età più estreme, che si traduce anche in una attenzione rispetto al dato nazionale per gli ospiti delle strutture sanitarie, sociosanitarie territoriali, che hanno ricevuto il 17% delle nostre dosi a confronto di un dato nazionale che è di poco sotto al 10%. Questo è solo per dare una panoramica di quello che è lo stato dell'arte della vaccinazione, della campagna di vaccinazione. E permettetemi di dire anche che se non avessimo un sistema di monitoraggio quasi istantaneo, un sistema informatico per monitorare in tempo reale la campagna di vaccinazione, non avrei potuto dare questi dati aggiornati alle 12 di oggi. E infatti il mio intervento oggi è stato richiesto apposta per fare una panoramica di quello che è il nostro attuale sistema informativo che supporta la gestione, il coordinamento e il monitoraggio della campagna di vaccinazione. Quindi io partirei con una breve presentazione sintetica e poi sono a disposizione per delle domande o richiarimenti su quello che è l'attuale sistema che supporta la campagna di vaccinazione. Un sistema che per noi non è nuovo, nel senso che il sistema è un sistema informativo anagrafe vaccinale regionale. Questo è il nome, che è un sistema unico a livello regionale, il SIAVRA, che tutte le aziende ULSS usano a partire dal 2009, quindi poco più di 10 anni, e che consente di gestire tutte le fasi della vaccinazione. Vado in ordine logico e anche cronologico, dalla gestione del magazzino agli inviti, quindi alle convocazioni, all'invio del promemoria, alla gestione dell'anamnesi, quindi della raccolta delle informazioni cliniche del soggetto che si presta a essere vaccinato. Ha integrato tutto lo storico delle vaccinazioni, nel senso che questo sistema dal 2009 ovviamente è andato a sostituire, al tempo erano 21 sistemi diversi per ogni ULSS, unificando tutto in un sistema unico regionale e che ha recuperato ogni singola vaccinazione anche fatta prima della sua nascita come sistema unico. Il sistema consente ancora la registrazione ovviamente delle somministrazioni, consente la registrazione di tutte le reazioni avverse, interloquendo direttamente con i sistemi preposti alla farmacovigilanza. Ancora consente di produrre il certificato di vaccinazione e consente di trasmettere i dati anche a quella che è l'anagrafe vaccinale nazionale, allo sviluppo della quale il Veneto ha dato, lo evidenzio, un notevole contributo che a regime mi risulta dal 2018 al 2019, l'anagrafe nazionale.
Aggiungo alcuni dettagli sul software a livello generale e poi qualche parola su come è stato adattato allo sviluppo di quella che è la campagna di vaccinazione in corso anti-Covid. Intanto mi preme dire che è un software che è di proprietà intellettuale della Regione del Veneto e che è stato già concesso in riuso ad altre realtà italiane che evidentemente ne hanno apprezzato la validità. Penso prima di tutto alla Lombardia, alla Sardegna, ma anche alcune ULSS dell'Emilia Romagna, mi risulta Bologna, Parma. Penso alle province autonome di Trento e Bolzano, mi risulta anche l'Umbria, la Sardegna forse l'ho già detta. È un software che è integrato con l'anagrafe regionale, l'anagrafe unica regionale, quindi consente tra le altre funzioni un'identificazione certa del soggetto che viene vaccinato. Ho già detto che è centralizzato e questo non è scontato nel variegato mondo della sanità, è un sistema unico, identico per tutte le aziende ULSS. Naturalmente la titolarità dei dati è di ogni singola azienda, la Regione vede dati aggregati utili per l'elaborazione come quelle che vi ho presentato oggi. Fondamentale è la possibilità di avere un monitoraggio in tempo reale di tutte quelle che sono le dosi che vengono somministrate con tutti i dettagli e l'analisi del caso. Questa è la situazione generale. Ovviamente per la campagna di vaccinazione anti-Covid c'è stato qualche adattamento di questo software, ma la scelta che abbiamo voluto fare è stata quella di una scelta in continuità con questo modello organizzativo e con questo software. Le motivazioni sono tante, le principali sono queste. E intanto è una campagna che è cominciata il 27 dicembre, ma dalle prime stime tutto il sistema, lo dico, che è fortemente concentrato con le energie verso la prevenzione di contagi, ricoveri e decessi, ma tutto il sistema si stava attrezzando per una campagna che doveva partire a metà gennaio o a fine gennaio. Poi tutto è stato anticipato e per fortuna è stato tutto anticipato a partire dal 27 dicembre, perché comunque la vaccinazione è l'arma più utile che ci traghetterà fuori dalla pandemia. Quindi noi, in un momento in cui abbiamo avuto questo grande anticipo della campagna di vaccinazione, sapendo che è uno strumento che da più di 10 anni è utilizzato abitualmente per tutte le vaccinazioni da tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale, ci è sembrato naturale percorrere strade di comprovata efficacia, già conosciute, già sperimentate e già attuate quotidianamente da tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale. Per questo la scelta è stata fatta per garantire una continuità con quello che era un modello organizzativo che gestisce e che supporta la campagna di vaccinazione, qualunque campagna di vaccinazione. Quest'anno abbiamo dovuto fare numeri molto più alti con tempi molto più ridotti, quindi ci è sembrato naturale percorrere strade di comprovata efficacia per il modello Veneto. C'è stato qualche adattamento di questo software. Faccio un esempio, ovviamente questo era un software in uso ai servizi di igiene e sanità pubblica, quindi delle aziende ULSS. Per questa prima fase di vaccinazione, questa prima fase della campagna, che ha interessato, come sapete, anche le strutture ospedaliere e anche tutte le strutture sociosanitarie territoriali, le case di riposo e tutti i contesti di comunità per i soggetti fragili, abbiamo voluto mettere in condizione, adattando questo sistema e concedendolo anche a chi abitualmente non fa vaccinazioni, penso agli ospedali, penso all'RSA. Per dare uno strumento più facile di gestione è stata creata un'applicazione per il telefonino apposta, in modo da poter vaccinare e registrare tutte le vaccinazioni nei contesti che ho detto. Questi sono gli aspetti principali e c'è un ultimo aspetto e sul quale magari spendo due parole, che prima ho detto che c'è una comunicazione costante con l'anagrafe vaccinale nazionale. C'è anche una comunicazione, e questo rientra sempre nella parte così di adattamento specifico di questo software alla realtà attuale, c'è una comunicazione periodica, quotidiana, con il portale nazionale dove sono registrate tutte le vaccinazioni anti-Covid, che è il portale che tutti consultiamo e che viene aggiornato a partire dal 27 dicembre. E ecco, fin dal primo giorno, dal pomeriggio, dalla sera di quella domenica 27 dicembre, se non avessimo avuto un software già pronto non avremmo comunicato assolutamente nulla a quel portale nazionale. Ovviamente ci sono stati tempi di sviluppo diversi. Il portale, noi inizialmente veniva comunicato, tra virgolette, manualmente, giorno per giorno, ogni sera,
con l'invio dei dati al portale nazionale. Da adesso il nostro sistema comunica in automatico, dal 18 gennaio in particolare, adesso che è pronto il sistema nazionale, comunica in automatico 3 volte al giorno, quindi ogni 3 volte al giorno, alle 12, alle 16, alle 22, il nostro sistema manda i dati delle registrazioni fatte al portale nazionale. Perché dico questo? Perché questi sono i tempi con cui noi trasmettiamo. I tempi di aggiornamento del portale nazionale non sono così fissi e questo potrebbe spiegare a volte qualche temporaneo disallineamento tra quelli che sono i dati che mandiamo noi e quelli che risultano sul portale nazionale. Mi evidenzio questo aspetto perché è fonte di tante domande quotidianamente anche ai nostri uffici. Quindi i tempi di aggiornamento non sono perfettamente allineati, basta che il portale nazionale sia pubblicato 1 minuto prima del nostro invio delle 22, che è quello che finisce la giornata, e i nostri dati non sono visibili e lo saranno nel primo aggiornamento della mattina dopo. Scusate, mi sono dilungato su questo aspetto di dialogo, ma visto che oggi era dedicato appunto al sistema informativo, volevo spiegare anche come il nostro sistema informativo dialoga col sistema nazionale. E ho un secondo per dire che stiamo studiando, come anticipato ieri il Presidente, qualche soluzione digitale che non sostituisca questo sistema che è valido e che ci ha permesso e ci permette di fare e di garantire i numeri che ho detto prima, ma che consenta probabilmente di integrare qualche funzionalità completando qualche funzione. Penso per esempio a modalità per aumentare l'adesione alla campagna, soluzioni digitali per rinforzare eventuali persone che non si presentano o per raggiungere target mirati che abitualmente magari non sono l'oggetto diretto della nostra campagna di vaccinazione. Quindi stiamo pensando a soluzioni digitali che vanno non a sostituire ma a integrare, completandone le funzioni, questo che è un sistema che per noi è di comprovata efficacia. Io ho esaurito quello che è una panoramica sul sistema informativo. Perfetto. Io al momento ho ricevuto la richiesta di Filippo Tosatto, prego. Sì, una domanda facile. In febbraio, nel corso del mese di febbraio, ci ha detto arriveranno, mi pare, circa 192.000 dosi. Ricordiamo a tutti che sappiamo bene ormai che per fare un vaccino ci vogliono 2 dosi. Ieri il direttore Flor, nella sua franchezza da Montanaro Trentino, ha detto: a ritmo di 25.000 dosi alla settimana non andremo lontano. Non le sembra che la scarsità oggettiva di vaccini renda improbabile il rispetto dei tempi che sono stati dati? Nel senso che io continuo a rimanere stupito dai traguardi che vengono indicati: coprire la popolazione entro autunno, coprire le fasce a rischio entro l'estate, e dall'andamento reale, cioè dai numeri che sono numeri minimali. Naturalmente non si può inoculare quello che non si ha, su questo non c'è dubbio, però se c'è una difficoltà di fornitura, se c'è un ritardo di consegne, forse sarebbe bene che la gente venisse messa a conoscenza del fatto che si slitterà probabilmente. C'è già stato un primo slittamento nelle fasce di popolazione, ce ne saranno altri, però forse sarebbe bene farlo presente con franchezza, insomma. Non si può inoculare quello che non si ha. Sì, naturalmente il totale di dosi previste, ma non solo, anche il ritmo con cui vengono fornite, la frequenza con cui ci arrivano è la principale limitante della nostra campagna. Ma anche il fatto attualmente di non avere una base solida da marzo in poi su come programmare sicuramente ci costringe ad essere elastici su quello che è lo sviluppo della campagna. Sicuramente noi, appena cominciato il 27 dicembre e poi progressivamente dal 30 dicembre, non l'ho detto prima, ma noi le prime dosi della fornitura ordinaria, a parte l'anticipo del 27, sono arrivate il 30 mattina, e il 30 pomeriggio abbiamo già avviato la campagna di vaccinazione. Poi a salire siamo arrivati i primi giorni di gennaio scaldando i motori, avendo un ritmo che portava anche a 8.000, 8.500, 9.000 vaccinazioni, parlo di dosi somministrate al giorno. Poi naturalmente l'imprevedibile riduzione delle forniture annunciata dal 16 al 18 gennaio
si è vista anche graficamente nelle nostre elaborazioni, con un rallentamento forte della campagna. E adesso, avendo una previsione un po' più solida di quello che ci dovrebbe arrivare, infatti stiamo riprendendo quantomeno con numeri che sono sovrapponibili, e anche le due curve sono praticamente sovrapponibili al dettaglio tra quello che era la prima dose e la seconda dose. Naturalmente sì, ma come dice lei l'incertezza sulle forniture è quello che ci costringe ad essere elastici, ma era tutto preventivato che fosse un piano che è nato il 22 dicembre formalmente e che giorno per giorno viene riadattato. Naturalmente io confido che negli incontri che abbiamo formalmente 1 o 2 volte a settimana, ma anche informalmente quotidiani con la struttura commissariale per l'emergenza, speriamo di avere notizie su quello che dovrebbe arrivare da marzo, che ci permette di consolidare e mantenere il cronoprogramma che ci siamo dati e che comunque è in totale allineamento con quello che sono le priorità di livello nazionale, e anche quelle sono in continua evoluzione. L'incontro che c'è stato poco prima della conferenza parla appunto del proseguo della campagna, però siamo elastici per capire, e la principale limitante è la fornitura e il ritmo della fornitura di vaccino. Siamo elastici, ok. Perfetto, allora io ho ancora Alda Vanzan, poi se non ci sono altri colleghi che intendono intervenire chiudiamo. Grazie. Buongiorno dottor Mongillo, le faccio delle domande tecniche, quindi se noi abbiamo ricevuto dall'inizio della campagna vaccinale circa 190.000, a rotondo 190.000 dosi, e ne sono in arrivo altre 190.000 per febbraio, ne abbiamo 380, diciamo 400.000. Queste bastano solo per il personale fase 1A oppure fase 1A classe 40 e qualcos'altro? Allora, la fornitura di Pfizer che noi abbiamo avuto è stata tarata sul target della prima fase, quella che abbiamo chiamato la fase 1A, quindi operatori delle strutture sanitarie e operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali. Tutto quello che noi avremo di Pfizer e Moderna dall'inizio della campagna fino a febbraio sono 470.000 dosi di vaccino. Okay. Forse prima l'ho detto velocemente, ma i numeri sono 402.000 di Pfizer e 64.000 di Moderna, dosi teoriche che dovrebbero arrivare destinate al Veneto fino al 28 febbraio, di cui già arrivate 260 più 13.000. Okay. Quindi questo serve per coprire, poi stiamo parlando ovviamente di adesioni che ipotizziamo al 100%, quindi stiamo stimando come se tutti gli aventi diritto aderissero. Questo consente di coprire la fase 1A e di avviare le fasi successive, che sono quelle degli ultra ottantenni. Allora, fase 1B, cioè ultra ottantenni, le USL stanno mandando le letterine. Sì. Caro signore di 80 anni, vieni lunedì prossimo alle ore X nel tal posto a farti vaccinare. I vaccini Pfizer, soprattutto Pfizer, devono essere conservati a una temperatura molto bassa e devono essere anche manipolati. Quindi quando viene aperta una fialetta bisogna avere 6 persone per inoculare 6 dosi, corretto? Bene. Ecco, se la sesta almeno 6 dosi, sì. C'è anche più di 6? Le indicazioni tecniche parlano di almeno 6 dosi. Ci sono casi in cui si è riuscito a trovare anche senza nessuna penalizzazione una 7ª dose, e questo è coerente con le indicazioni tecniche internazionali e nazionali. Quindi voi avete 6-7 persone? 6. Se per caso uno non si presenta, avete la 6ª persona di scorta? Ma allora sì, la programmazione viene fatta in modo da, allora, a parte che i soggetti che partecipano, che sono coinvolti nella fase 1B, chiamiamola, gli ultra ottantenni, vengono convocati per coorte di nascita, quindi noi settimana per settimana sappiamo qual è il bacino di utenza atteso e quindi sappiamo quali sono le persone che devono essere vaccinate. Non è mai una programmazione che viene fatta scongelando le singole dosi millimetricamente e identiche alle persone che arrivano. C'è sempre un margine di sicurezza che consente di gestire, come tutte le campagne, anche degli imprevisti. Poi abbiamo delle dosi, è vero che il meccanismo e la catena di conservazione del vaccino è particolarmente complessa rispetto ad altri, penso a Pfizer che ha gli ultracongelati
congelatori a meno 80 gradi, ma anche è Moderna, che anche quello ha congelatori a meno 20 gradi. Ma non esiste una scadenza nel giro di minuti del vaccino che è stato preparato. Abbiamo dei margini di sicurezza che ci consentono che le dosi non vadano sprecate. Mentre invece per AstraZeneca lì dobbiamo aspettare le indicazioni, prevenzione Regione Veneto, governo, per capire chi si vaccinerà. Nel momento in cui avremo queste indicazioni di massima e quindi sapremo chi sarà chiamato, 18-55 anni, voi avete pronto un piano dove chiamare la gente, dove andranno a farsi vaccinare, sarà in ospedale, sarà nelle ULS? Ce l'avete già questo piano? Ce lo potete illustrare o è prematuro? Certamente no, abbiamo già gli elementi fondanti di questo piano, ma che normalmente abbiamo varie soluzioni che dovranno essere adattate a seconda delle decisioni che verranno prese, anche tecniche di utilizzo di questo tipo di vaccino. Allora, intanto non sappiamo esattamente quanto ce ne arriva, quindi noi stiamo stimando un utilizzo sui numeri che vi ho detto prima, che parla di 260.000 entro il primo trimestre, quindi si presume dalla settimana prossima, entro fine marzo. 260.000 dosi entro il 31 marzo sono quelle destinate al Veneto. Okay. L'Italia ne riceverà 3,4 milioni. Il Veneto ne riceverà l'8 e 18%, adesso vado a memoria, ma dovrebbe risultare circa quel numero. Okay. Il nostro piano, le prime idee del piano che stiamo costruendo, dipenderanno ovviamente dalle indicazioni nazionali di utilizzo di questo vaccino. Okay. E una delle soluzioni che stiamo pensando, ma che come abbiamo già scritto anche alle nostre aziende, è quello di cominciare a vaccinare le prime categorie dei servizi essenziali. Stiamo ragionando, sono ipotesi alternative, non necessariamente esclusive l'una con l'altra. Se le dosi arrivano possiamo andare in parallelo o affluire decine e decine di persone negli ospedali, ma abbiamo i punti di vaccinazione territoriale, la cui mappatura stiamo completando e che sarà pronta a breve. Di tipo distretti? Sul territorio, sì. Allora, aggiungo una cosa, credo che anche l'incontro che avremo oggi con prima appunto propedeutico delle regioni in preparazione poi dell'incontro politico con commissario Arcuri e ministro Boccia e Speranza sarà anche non solo per capire rispetto appunto popolazione oppure target, quindi suddivisione, ma anche alla luce di quanto è emerso da AIFA, non c'era sabato quando appunto ci siamo incontrati col governo rispetto appunto a AstraZeneca, quindi 18-55 anni, adesso dicono anche soggetti oltre, ma che devono comunque essere soggetti sani, che non hanno patologie di un certo tipo eccetera. Credo che oggi si farà chiarezza anche su questo a livello nazionale, perché potrebbe esserci anche in questo caso un elenco o comunque diciamo così delle priorità che vengono date e vengono poi anche rispettate o comunque seguite dalle regioni. In tutto questo si aggiunge anche il discorso, l'abbiamo sempre detto, che noi per AstraZeneca vorremmo, come stanno facendo anche altre regioni, utilizzare anche e avvalersi della collaborazione dei medici di medicina generale, che quindi potrebbero poi o utilizzare i centri vaccinali che ogni USL ha individuato oppure insomma altri contesti, però siamo in attesa, mi dicono che li stanno chiudendo in questi giorni, quindi aspettiamo di un accordo nazionale uniforme per tutto il Paese. Mi dicono che stanno discutendo proprio in questi giorni con le sigle sindacali nazionali proprio per chiudere questo accordo. In questo caso sarebbero messi in campo anche i medici di medicina generale per la vaccinazione con AstraZeneca. Se posso aggiungere un dettaglio tecnico su AstraZeneca che abbiamo appreso nell'incontro col Ministero che si è chiuso pochi minuti prima di entrare in questa sala stampa, e pare che abbia un calendario di somministrazione un po' più flessibile degli altri due vaccini, nel senso che sono 2 dosi, ma la seconda dose potrà essere somministrata tra 1 mese e 3 mesi dopo la seconda dose. E risulta, però sono cose che dovranno essere verificate, che l'efficacia possa essere maggiore mano a mano si arrivi a più distante dalla prima dose, quindi verso il termine quello più lontano di questo arco di tempo che ho detto. Questo potrebbe cambiare radicalmente anche un po' le scelte organizzative di immunizzazione delle persone. Posso fare un'altra domanda, dottor Mongillo? Com'è che scegliete se inoculare ad un operatore della sanità o a un anziano Moderna o Pfizer? È casuale? No, non è casuale perché sono assolutamente farmaci sovrapponibili come efficacia.
quindi non è, scusate, mi chiarisco, non sono intercambiabili, nel senso che chi inizia il vaccino con un primo farmaco lo completa col medesimo vaccino, quindi non sono intercambiabili, ma come profili di efficacia sono identici, quindi sono entrambi indicati per il personale sanitario e per il personale delle strutture sanitarie e delle case di riposo, e per noi hanno la stessa valenza. Dal nostro punto di vista abbiamo due modelli distributivi del vaccino leggermente diversi. Se Pfizer è allocato in 7 farmacie ospedaliere sul territorio, Moderna, avendo ancora numeri piccolissimi e poco confrontabili, attualmente è in un unico punto di distribuzione, che è la Ulstra Serenissima, e da lì viene distribuito a chi ne fa richiesta. Per noi sono intercambiabili, quindi l'unica variabile tra questi due modelli sono le modalità di approvvigionamento e i tempi di consegna tra un modello che prevede 7 punti di distribuzione e un altro che ne prevede solamente uno, ma sono assolutamente intercambiabili. Noi nella nostra pianificazione infatti parliamo indifferentemente per questa prima fase 1A di Pfizer o Moderna. Michela Nicolussi Moro. Buongiorno dottore, io volevo capire una cosa, mi pare di aver intuito che non c'è la stessa velocità da parte di tutte le aziende sanitarie, perché i medici hanno spedito diverse lettere sia ai commissari delle aziende sanitarie sia alla regione, dicendo ci sono delle realtà come l'azienda ospedaliera di Padova che deve ancora finire di vaccinare i medici, per esempio tutti i neurologi sono ancora scoperti, e delle altre aziende come l'USL Serenissima che sta vaccinando addirittura anche tutti i tecnici esterni, quelli che fanno parte di agenzie di consulenza per servizi addirittura non sanitari. Quindi a questo punto non era meglio riservare i pochi vaccini disponibili prima, come diceva lei, a tutti i sanitari, piuttosto che cominciare a vaccinare anche quelli che, con tutto il rispetto per carità, ma i consulenti che vanno negli ospedali 2 volte alla settimana per un'oretta a vedere se ci sono i detersivi piuttosto che se la manutenzione delle macchine si fa? Allora, se vi ricordate bene, noi abbiamo sempre dato l'indicazione fin dal primo giorno che c'erano poche dosi del 27 di soprattutto iniziare con il personale sanitario a rischio, quindi vi ricordate anestesie, rianimazione, pronti soccorsi, terapie intensive, pneumologie, malattie infettive, insomma queste. Quindi noi le indicazioni, poi è chiaro che c'è l'organizzazione interna di ogni singola, però le indicazioni che sono sempre state date sono quelle comunque, soprattutto dei sanitari, quelle in prima linea. Sì, assessore, ma se io sono, adesso prendo l'esempio dell'USL di Venezia perché ieri abbiamo appurato questo, se io sono a capo della gestione dell'USL di Venezia e vedo che avanzo vaccini e a Padova o ancora a Padova, per dire a Treviso, insomma in qualsiasi altra azienda sanitaria, vedo che i medici sono ancora scoperti, prima di dare migliaia di vaccini a gente che non c'entra niente con la prima linea, magari se c'è una ridistribuzione intelligente posso darli a Padova per vaccinare i neurologi piuttosto che i pediatri, piuttosto che, capisce, questo non si capisce effettivamente, perché bisogna dare la precedenza a gente che non è neanche dipendente del servizio sanitario pubblico ma è dipendente di agenzie esterne e lasciare scoperti dei medici che vanno nei reparti Covid a fare consulenze e terapie, mi pare un'assurdità. A me non risulta che ci siano medici scoperti, però verifichiamo, cioè a me non risulta che ci siano medici, quindi sanitari che lavorano in ospedale o comunque eccetera che siano scoperti. Sì, ci possono essere medici che non hanno aderito subito e hanno deciso di aderire dopo, però verifichiamo. Hanno mandato delle lettere anche alla regione, questa è la prima cosa. La seconda cosa... Posso provare a dare anche una risposta su questa prima? Sì, volevo capire se c'è una ridistribuzione tra virgolette intelligente come chiedono i medici, oppure se ogni USL fa quello che vuole dei propri vaccini, perché allora abbiamo capito il 9% di operatori non sanitari dove va a finire. Ma allora, io credo che questo problema, che lei dice anche evidenziato, è reso ancora più evidente dalla forte riduzione di vaccino che noi abbiamo avuto a metà gennaio. Se ricordate, noi abbiamo avuto, con un preavviso di 24 ore, 48 quasi, il meno 53% di quello che era previsto. Okay? Quindi naturalmente abbiamo avuto delle realtà e delle velocità diverse anche di vaccinazione tra le varie ULSS, ma tutte queste vaccinazioni sono partite in un contesto che faceva presumere di avere i vaccini sufficienti per vaccinare tutto il personale
non sanitario, ma delle strutture sanitarie, tutti quelli che sono a rischio. Questa è un'indicazione che è avvenuta più volte anche a livello nazionale, di arrivare a vaccinare tutti quelli che operano nelle strutture sanitarie. Poi, con velocità diverse, con scelte organizzative diverse, c'è chi ha fatto partire prima alcune popolazioni e alcune altre. Una volta che il vaccino si è ridotto per una settimana del 53%, che ci ha costretto anche a rallentare e a congelare tutto quanto, abbiamo dovuto smettere con aprire a nuove somministrazioni, nuove dosi e concentrarci esclusivamente sul chiudere le vaccinazioni già aperte. Quello non avremmo potuto sbagliarlo, quella fase là, avremmo dovuto chiudere con i tempi previsti. E quindi al 3 gennaio, siccome è congelata la situazione, se avessimo avuto i vaccini previsti probabilmente questi discorsi non sarebbero neanche nati, perché tutti avrebbero avuto il loro vaccino e non sarebbero stati posticipati a una fase in cui poi la fornitura si è ripristinata. Io credo che sì, che se questi problemi ci sono stati enfatizzati da questa imprevista e brusca riduzione che ha costretto a concentrarsi sul chiudere le seconde dosi e facendo spostare in avanti quelli che avevano sicuramente diritto, erano già stati convocati, ci risulta, nella prima dose, ma che sono stati posticipati a causa di questa riduzione. Ma sicuramente noi già dal lunedì 8 febbraio, dall'8 febbraio riapriremo e ricominceremo con le prime dosi. Questa settimana serve ancora per chiudere le seconde dosi. Dalla prossima andremo a completare tutti quelli che non sono stati, per cause non sempre dipendenti da noi, coinvolti nella prima fase della campagna. Perfetto. L'ultima cosa rapidissima, dottore, mi scusi, ho capito il discorso che ha fatto l'assessore Lanzarin, cioè che adesso ci sarà a livello nazionale una sorta di calendario per capire se ci siano delle priorità per i vaccini AstraZeneca, però quando lei mi diceva adesso stiamo pensando, eventualmente ci stiamo ragionando se cominciare con le categorie essenziali, ecco, per voi le categorie essenziali, come dire, prioritarie sono le forze dell'ordine, sono gli insegnanti, sono gli studenti, come stanno ragionando di fare alcune regioni? Quali sono i primi delle categorie essenziali secondo voi? Sì. C'è una discussione, posso rispondere io? C'è una discussione, abbiamo parlato anche stamattina, c'era anche la dottoressa Russo, c'è una discussione proprio per cercare di capire, perché ci sono delle indicazioni che arrivano anche a livello mondiale sui piani di sanità per quanto riguarda il rischio, quindi i settori che dovrebbero essere quelli insomma da mettere in sicurezza prima, eccetera. C'è poi un'esigenza anche legata appunto a circolazione delle persone, a chi può essere il soggetto che può trasmettere maggiormente il virus, e c'è poi questa interlocuzione anche a livello nazionale, quindi è una discussione per quanto ci riguarda ancora aperta. Credo che in un paio di giorni avremo sicuramente una determinazione più chiara. Grazie. Io non ho altri colleghi che hanno chiesto di intervenire, quindi possiamo chiudere qui. Grazie a tutti e ci rivediamo domani. Buongiorno.